Il TAR ha dato ragione al Comune di Venezia che aveva ordinato la cessazione delle attività di culto all'interno di un locale a destinazione commerciale, un ex supermercato, in via Piave a Mestre. Non potrà dunque essere trasformato in un centro culturale moschea. Cercheremo di incontrarci con il Comune e di spiegare la nostra difficoltà che esiste da tanto tempo, cioè quello di un luogo di culto a norma, perché quelli che ci sono in giro per la città purtroppo sono fatti nei posti, nei magazzini, nei posti non idonei, no? E quindi il Comune ha dimostrato comunque una collaborazione. Io ho provato un po' di volte a comunicare, a cercare di avere un rapporto comunque e se devo essere sincero ho trovato comunque le porte aperte. La comunità bengalese a Mestre è molto numerosa e necessita di un luogo di culto che, spiega Aulader, potrebbe anche riqualificare zone degradate, come ad esempio Via Giustizia, per cui era stata fatta una proposta. C'è necessità di un luogo di culto, però qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di comunque di riprendere alcune zone che sono degradate, che sono abbandonate da 20, 30, 40 anni e di riqualificare quelle zone facendo un posto, diciamo, dignitoso che vada bene sia per la comunità italiana che sia per la comunità bengalese. Intanto stamane, a pochi passi da Via Piave, un uomo di origine africana che in passato aveva già creato problemi all'interno dell'ex supermercato ha aggredito un 39enne bengalese. Sul posto, oltre a Prince Aulader e alcuni membri della comunità, anche la polizia che ha raccolto le testimonianze.